ora le principali notizie. A Palermo in arrivo i carabinieri del NAS per indagare sulle irregolarità del reparto di chirurgia toracica dell'ospedale civico, segnalate da un medico. A rendere noto il caso il deputato regionale Lavardera, che dice le prime denunce già 2 anni fa. Arrivano i primi risultati dalle indagini sull'incidente che ha provocato la morte del sub olandese impegnato nelle operazioni di recupero del Bayesian. Si conferma l'ipotesi di una esplosione subacquea. La TMC Marine dice: piangiamo un grande sommozzatore. 15 anni terribili, 2 giovanissimi seminavano il panico tra Menfi e Palermo con furti e rapine, picchiato un uomo per derubarlo di pochi spiccioli. Devastazione nel parco dell'Etna, tagliati decine di alberi in un terreno privato, un imprenditore denuncia lo scempio del bosco. Riapre la Scala dei Turchi, si potrà nuovamente accedere alla Scogliera Bianca rispettando alcune condizioni e pagando un biglietto d'ingresso. Calcio, il Palermo vince e conquista i play-off, i rosanero battono 2-0 il Frosinone grazie alla doppietta di Brunori. Il Catania attende il Pescara, domani al Massimino. Toscano vuole lo stesso atteggiamento visto col Potenza. Buonasera, eccoci in apertura. La cronaca è arrivata da poco fa una notizia che a Caltagirone c'è stato un drammatico incendio in una casa di riposo. Muore una paziente di 68 anni, ospite della struttura. La procura ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia. Altri particolari nel corso del telegiornale. Intanto saranno i carabinieri del NAS ad indagare sulle presunte irregolarità del reparto di chirurgia toracica dell'ospedale civico di Palermo, denunciate da un medico. Il Ministero ha dato la delega all'Arma, mentre lunedì arrivano gli ispettori della Regione. Sentiamo Maglio Viola. Saranno i carabinieri del nucleo sanità, ovvero il NAS, a indagare sui presunti casi di malasanità e sulla gestione irregolare del reparto di chirurgia toracica dell'ospedale civico di Palermo, denunciata pubblicamente da uno dei medici che vi lavora all'interno. Il Ministero della Salute, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa ANSA, ha delegato proprio il NAS a occuparsi del caso. La vicenda prende le mosse dalle denunce di presunta irregolarità nel reparto pubblicamente rese al dottor Francesco Paolo Caronia, che ha raccontato di interventi non necessari, cartelle cliniche alterate, liste d'attesa bypassate e tanto altro, fino ad arrivare a denunciare la morte di una paziente a causa di un intervento che secondo il medico non si sarebbe dovuto eseguire affatto. Gli investigatori sentiranno nei prossimi giorni il deputato regionale Ismaele Lavardera, che ha raccolto la prima testimonianza del medico, ancora in forma anonima, e alcune registrazioni fatte dallo stesso medico. In seguito il dottor Caronia ha deciso di metterci la faccia, portando la vicenda all'attenzione dei media nazionali. Dopo questo ulteriore passaggio è stato ricevuto dall'assessore regionale alla sanità Daniela Faraoni e giovedì sera il governatore Renato Schifani ha annunciato l'istituzione di una commissione regionale d'inchiesta sulla vicenda. Il medico sarà ascoltato anche dal suo ordine professionale, mentre fino ad oggi non c'è traccia di inchiesta giudiziaria, anche se le voci di corridoio parlano di un fascicolo conoscitivo aperto in procura, che adesso potrà arricchirsi anche delle verifiche dei carabinieri, obbligati per legge a riferire non solo al ministro, ma anche alla procura, nel caso vengano rilevati reati di natura penale. E le prime denunce alla procura sui casi di malasanità del suo reparto al civico di Palermo, il dottor Caronia le ha fatte oltre 2 anni fa. A rivelarlo al nostro telegiornale il deputato Lavardera, che ha sollevato mediaticamente il caso. È interessato anche il Ministero della Salute. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Ho ritenuto opportuno avvisare il Ministro della Salute, il Presidente della Regione, l'assessore Volo prima di andare in televisione a raccontare. Io ci tengo a questo passaggio, ma davanti il silenzio assoluto e assordante di queste istituzioni abbiamo preferito non solo raccontare con delle interrogazioni, ma anche coinvolgere i media nazionali. E guarda caso, dopo il coinvolgimento dei media nazionali, il Ministro ha battuto un colpo e la prossima settimana mi ha fatto convocare dai NAS di Palermo per cercare di fare chiarezza all'interno di un reparto che sta ovviamente suscitando diversi clamori, perché non denuncia l'uscita del reparto, ma un dirigente medico che in maniera precisa, oculata, il dottore Caronia, racconta di fatti di presunta malasanità che, se confermati dalle autorità giudiziarie, sono scandalose. Denunce che il dottore Caronia non ha fatto alle Iene o a Giletti, li ha fatti 2 anni e mezzo fa regolarmente alla Procura della Repubblica. Come si spiega che non era successo nulla sino a questo momento? Guardi, è una domanda a cui anch'io cerco di darmi una risposta, ma che onestamente non riesco a darmi, nel senso che c'erano già state delle archiviazioni parziali su questa vicenda, ma sulla vicenda della malasanità, da quello che ho compreso, ci sono delle indagini in corso. Io ho fiducia, ripeto, nella magistratura, sperando che questa storia possa andare in qualche modo a dare verità e giustizia a tante persone che da questa vicenda, secondo il racconto del dottore Caronia, addirittura hanno perso la vita.
E a Palermo arrivano i primi risultati delle indagini sull'incidente che ha provocato la morte del sub olandese di 39 anni, deceduto ieri durante le operazioni di recupero del Bayesian. Si fa plausibile l'ipotesi di un'esplosione subacquea. Orazio Longo. Un'esplosione determinata dalla formazione di bolle di idrogeno e dall'azione della fiamma ossidrica. Potrebbe essere questa la causa della morte del sub olandese di 39 anni, deceduto a 50 metri di profondità sotto il livello del mare, mentre era impegnato nelle operazioni di recupero del Bayesian. Secondo fonti investigative, l'incidente si sarebbe potuto verificare mentre la vittima e un collega stavano cercando di tagliare con un cannello il boma del veliero. La deflagrazione avrebbe provocato il distacco di un pezzo di metallo che avrebbe colpito il sub. Ipotesi questa sulla quale potrà lavorare la procura di Termini Imerese, che ha disposto l'autopsia sul corpo dell'olandese. Intanto si sono fermate le operazioni di recupero del veliero. Il Bayesian per ora rimane in fondo al mare al largo di Porticello. Gli inquirenti hanno disposto il sequestro dell'area dove è avvenuto il decesso del sub, che stava lavorando appunto per riportare a galla lo yacht del magnate inglese Mike Lynch, affondato nell'agosto dell'anno scorso. Nel naufragio morirono, oltre al tycoon, anche altre 6 persone, tra cui la figlia giovanissima. Come una sorta di maledizione a distanza di 9 mesi, si allunga la conta delle vittime, portando a 8 i morti totali. Lo specialista olandese era sceso per effettuare il taglio del boma per poter procedere con la rimozione dell'albero da 75 metri. Non essendo riuscito con le chiavi inglesi, sarebbe tornato giù con una sorta di fiamma ossidrica, ma una volta tagliata, la trave orizzontale sarebbe schizzata via e un pezzo di metallo potrebbe averlo colpito. Questa pausa nelle operazioni di recupero consentirà di completare le indagini e ci aiuterà a elaborare il lutto e a riorganizzarci, fa sapere la TMC Marine, società per cui lavorava il 39enne sommozzatore olandese. Lo sentivate nel servizio, le operazioni di recupero del veliero erano cominciate con il distacco del boma. Un ingegnere navale ci spiega cos'è questa parte dell'attrezzatura di una nave. Ascoltiamolo. Il boma è una parte integrante dell'attrezzatura velica. Praticamente è la trave orizzontale che è incernierata all'albero, che sostiene e tiene tesa la randa, cioè la vela principale della barca. Date le dimensioni della barca e soprattutto le dimensioni dell'albero, presumibilmente la barca è coricata sul fondo del mare, nell'ipotesi appunto che sia un fondo piatto, e il boma dovrebbe in condizioni normali essere posizionato verso il basso, sempre rimanendo incernierato all'albero. Per poter staccare l'albero e staccare il boma bisogna intervenire, tagliare dei cavi tessili, dei cavi metallici. È stato trovato senza vita Antonio Arculeo, il 72enne scomparso da Partinico nel Palermitano domenica scorsa. Il cadavere dell'uomo era nelle vicinanze delle acque termali tra Castellammare del Golfo e Calatafimi. Sul caso indaga la polizia. 2 quindicenni palermitani rischiano il processo per una serie di furti e rapine tra Menfi e Palermo. Tra le accuse anche l'aggressione a un passante ferito per rubargli, pensati, pochi spiccioli. Sentiamo da Davide Sardo. 2 ragazzini di appena 15 anni, ma con un curriculum criminale da incubo. Sono accusati di aver seminato il panico tra Menfi, in provincia di Agrigento, e Palermo in meno di un mese, con una lunga scia di furti, rapine e violenze. I 2 palermitani avrebbero compiuto 5 tentati furti su auto, un colpo ad un'attività commerciale e persino una tentata rapina ad un passante a Menfi il 29 dicembre. Quest'ultimo fu aggredito brutalmente e finì col naso fratturato. Aveva addosso solo pochi spiccioli. Tutto documentato dalle telecamere di videosorveglianza. Uno dei 2 è accusato anche di 3 rapine tra Palermo e Menfi tra il 5 dicembre e il 4 gennaio, armato di bastoni in una farmacia, bottino 350 euro, e in un altro caso, con una pistola semiautomatica, avrebbe portato via 2.100 euro da un negozio. Lo stesso giorno tentò un altro colpo, fallito grazie alla reazione del titolare. L'amico risulta indagato per una rapina ad un fattorino Glovo avvenuta a giugno a Mondello. Anche lì violenza per soli 90 euro. I 2 minori sono ritenuti responsabili di reati sempre più gravi e con una crescente pericolosità sociale. La procura per i minorenni ha chiesto per entrambi il rinvio a giudizio, rischiano di finire a processo.
Devastazione in alta quota, tagliate decine di alberi nel cuore del Parco dell'Etna, in una zona sottoposta a vincoli paesaggistici. Un imprenditore denuncia. Sentiamo Tonino De Mana. Il problema è che qui non ci hanno neanche avvertiti, sono entrati in una proprietà privata dove ci sono dei vincoli e hanno combinato il disastro. Dall'alto e dal basso, immagini ed inquadrature diverse per un unico scempio, avvenuto nel cuore del Parco dell'Etna, patrimonio dell'umanità, dove la natura andrebbe tutelata e non maltrattata. È qui che decine di alberi, querce, lecce e castagni sono stati inesorabilmente tagliati, mozzati al posto di essere potati in seguito a lavori di manutenzione alla rete elettrica. Siamo in territorio di Biancavilla, zona fiduciosa in contrada Santa Chiara, ed intorno a quota 1000 sono visibili segni della devastazione che cammina lungo il percorso dei cavi elettrici. Non crede ai suoi occhi Enzo Signorelli, imprenditore, che minaccia denunce ed azioni legali. Le querce non si riprenderanno purtroppo, e quindi alcune hanno 50 e forse anche 60 anni di vita. Eppure siamo nel cuore del Parco dell'Etna, quindi qualcuno dovrebbe anche vigilare. Speriamo tanto che le autorità addette alla vigilanza, che hanno compiti di vigilanza, si muovono con noi, magari anche costituendosi parte civile. Un pool di 4 avvocati sta lavorando per risalire ai responsabili dello scempio. Nel frattempo incombe il rischio incendi, visto che i rami secchi abbandonati sul terreno facilitano gli inneschi. È ben più che un rischio, perché in realtà già l'anno scorso c'è stato un incendio e poi è andato a fuoco una porzione di bosco importante in una proprietà vicina. E per fortuna l'intervento delle squadre antincendio della forestale hanno rotto il nostro cancello, sono entrati e hanno salvato una parte di bosco, altrimenti non so dove poteva arrivare. Il dramma di Signorelli riguarda numerosi privati. Per questo motivo presto potrebbe partire una class action. Una breve pausa e poi Marsala in festa accoglie i bersaglieri. Eccoci in studio, siamo in grado adesso di fornirvi altri particolari sul drammatico incendio di Caltagirone in cui ha perso la vita una donna di 68 anni. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Una donna di 68 anni è morta per le gravissime ustioni riportate in un incendio divampato in una casa di riposo per anziani e per pazienti psichiatrici di Caltagirone. Sembra che il rogo sia stato innescato accidentalmente alla stessa donna, paziente psichiatrica e fumatrice originaria di Augusta. L'amministrazione comunale ha predisposto un piano di evacuazione della struttura che ospita 17 anziani. Abbiamo attivato un piano di evacuazione di 17 pazienti, alcuni dei quali anziani e altri malati psichiatrici, che stiamo ricollocando in altre strutture convenzionate con il Comune di Caltagirone per garantire la dovuta assistenza, in attesa che la magistratura faccia il suo corso e faccia le dovute verifiche sull'immobile oggetto della tragedia che ha portato alla morte di questa paziente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La Procura di Caltagirone ha aperto un'inchiesta disponendo il sequestro dei locali interessati dall'incendio e l'autopsia sul cadavere della vittima e ha delegato le indagini agli agenti del locale commissariato di pubblica sicurezza. Adesso a Marsala le manifestazioni del 72esimo raduno nazionale dei bersaglieri che si concluderanno domani con la parata e il ricordo dello storico sbarco dei 1000. Laura Spanò. Sono entrate nel vivo a Marsala le manifestazioni del 72esimo raduno nazionale dei bersaglieri che si concluderanno domani 11 maggio con la parata e il ricordo dello storico sbarco dei 1000. Stamane la città si è svegliata sulle note della fanfara a Palermo Colonnello Giacomo Alfano in Piazza della Repubblica. Ieri sera emozione pura al Teatro Impero per la festa dell'Europa. Sul palco a esibirsi diverse fanfare provenienti da tutta Italia e il coro di Mineo. Teatro al completo, mentre 1200 spettatori hanno assistito allo spettacolo attraverso un maxi schermo in Piazza della Repubblica. Nel finale del concerto 104 musicisti hanno eseguito insieme brani storici del repertorio del Corpo dei Bersaglieri e l'inno di Mameli. Ma ieri è stata anche una giornata ricca di eventi, convegni, con un appuntamento che ha riunito esperti e appassionati per ripercorrere le vicende storiche e i valori comuni tra due delle più iconiche realtà militari italiane, quelle del
dei bersaglieri e i garibaldini, tanto sport, le esibizioni di alcune fanfare in varie contrade di Marsala, concerti in piazza e sfilate. Domani poi, nel 165° anniversario dello sbarco di Garibaldi e dei 1000 in camicia rossa, la giornata conclusiva del raduno con altre sfilate e concerti, e nel pomeriggio a Villa del Rosario la commemorazione delle vittime civili, circa 1 migliaio, del bombardamento anglo-americano dell'11 maggio del 1943. Una nuova svolta per la Scala dei Turchi dopo la chiusura disposta lo scorso aprile per ragioni di sicurezza pubblica. Ha firmata un'ordinanza che riapre l'accesso ma con precise condizioni. Ingressi contingentati, biglietto a pagamento, una gestione affidata tramite convenzione al libero consorzio comunale di Agrigento. Tutto per coniugare il turismo e la salvaguardia ambientale. Una breve pausa, poi il calcio, quindi lo sport con le siciliane Messina, Catania e Palermo. Al calcio si è conclusa 0-0 la gara d'andata dello spareggio salvezza tra Messina e Foggia. Sabato prossimo il ritorno allo Zaccheria e i giallorossi per salvarsi dovranno vincere. Serie B invece il Palermo vince e conquista aritmicamente i play-off. Rosanero che battono 2-0 il Frosinone grazie alla doppietta di Brunori. Marco Gullà. Il Palermo batte il Frosinone 2-0 grazie alla doppietta di Brunori, torna alla vittoria e conquista matematicamente l'accesso ai play-off. Al Barbera, nonostante la contestazione dei tifosi rosanero, il Palermo sfodera una prestazione pratica e intelligente, annichilisce il Frosinone e grazie a questi 3 punti avrà la certezza di giocare i play-off. Siciliani settimi ma ancora speranzosi di poter agganciare il 6° posto che in questo momento è occupato dal Catanzaro, ieri vittorioso fuori casa contro il Sassuolo. Tutto è possibile a 90 minuti dalla fine. Il Palermo martedì contro la Carrarese al Barbera dovrà quindi vincere e sperare di avere buone notizie da Mantova, dove il Catanzaro sarà impegnato. Tornando al match di ieri, il Palermo ha fatto il suo nonostante fischi e malumori dei tifosi. La gara, dopo alcuni minuti di equilibrio, si sblocca al 30°. Brunori a giro e palla in rete è 1-0. Ripresa, il Palermo parte sgommando e sigla la rete del 2-0 di Francesco per Gomez, assist per Brunori che non sbaglia, raddoppia la formazione di Dionisi. Clima surreale al Barbera nonostante il doppio vantaggio dei rosanero. Ciociari che hanno al 67° la grande occasione per riaprirla, ma Udero è bravo su Pecorino e salva lo score. Frosinone poi in rete ma il VAR interviene e annulla la rete della speranza per i laziali. I ritmi scendono e il Frosinone fa il possibile per rientrare in gara, ma il Palermo riesce a gestire il doppio vantaggio e a portare a casa 3 punti importanti. In questo momento ai play-off il Palermo giocherebbe a Catanzaro e per passare il turno avrebbe un solo risultato da conseguire su 3, ovvero la vittoria. Ma ci sono ancora 90 minuti per ribaltare tutto e sperare nel 6° posto che garantirebbe di giocare in casa. E il Catania attende il Pescara domani al Massimino. Toscano vuole lo stesso atteggiamento visto col Potenza. Marco Carli. Catania e Pescara, al di là dell'importanza della sfida primo turno della fase nazionale dei playoff e della storicità di un match che vale un'altra categoria. È comunque una tappa del cammino, quello che il Catania ha saputo riprendere grazie a Dini e proseguire con ulteriore convinzione grazie a Inglese e Dalmonte, premiata ditta che a Potenza non sarà certo ricordata al meglio, visto che ha deciso con gol e assist l'ultima di stagione regolare e la partita dei playoff. Una partita in cui si è visto un altro passo che può servire nel cammino, un Catania capace di comandare il match. Abbiamo un obiettivo di arrivare fino in fondo, li devi incontrare tutti se vuoi arrivare fino in fondo. Quindi oggi può essere anche un vantaggio perché sei in crescendo, perché poi chi entra prima c'è il carico le ammonizioni, le diffide, gli infortuni. È meglio adesso, sappiamo che è un avversario di qualità. Intanto, come era risaputo, divieto di vendita ai tifosi residenti in Abruzzo, lo stesso avverrà al ritorno per i supporter etnei che vivono in Sicilia. Tornando al campo, il tecnico rosazzurro per la sfida con Baldini sa di poter contare su una squadra che ha dato garanzie, anche chi è partito dalla panchina. L'unica cosa che cambia è che rispetto a una partita secca di 90 minuti diventa una partita secca di 180, dove l'intervallo non è di 15 minuti ma è di 3 giorni, ma deve iniziare a spingere già dal primo minuto della prima partita.
Catania-Pescara sarà seguita come sempre da Telecolor, collegamenti dal Massimino, commenti da studio durante il match e a fine gara le interviste in anteprima. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buon fine settimana.